Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Primi verdetti per mensa dei poveri. L'ex plenipotenziario provinciale di Forza Italia Nino Caianiello, uno dei principali imputati per la vicenda sul presunto sistema di mazzette, appalti, nomine, pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia, oggi ha patteggiato una pena di 4 anni e 10 mesi. A deciderlo è stato il giudice dell'udienza preliminare di Milano Natalia Imarisio, che ha accolto tra i patteggiamenti, in gran parte sotto i 2 anni, anche quello a 3 anni e mezzo proposto da Alberto Bilardo, ex segretario di Forza Italia a Gallarate. Il giudice si è pronunciato sulle 32 posizioni di coloro che hanno scelto riti alternativi, 2 gli assolti. Oltre 60 persone invece, tra le quali il sindaco di Gallarate Andrea Cassani e l'ex europarlamentare azzurra Lara Comi, andranno a processo con imputazioni varie. Il dibattimento si aprirà il prossimo 18 novembre. Sicuramente per Caianiello, ha dichiarato il suo difensore l'avvocato Tiberio Massironi, si è chiuso un ciclo anche sotto il profilo politico. Spostiamoci ora a Castano I. Provoca un incidente e si dà alla fuga, ma gli è andata male. È stato denunciato dalla polizia locale che dopo alcuni giorni di indagine è risalita la sua identità. È successo in Piazza Dante, all'incrocio con semaforo. Un'automobile che sfrecciava a grande velocità non ha rispettato il rosso e ha così centrato in pieno un altro veicolo che sopraggiungeva regolarmente dalla parte opposta ed è finito contro il muro di una palazzina. L'impatto è stato molto violento, al punto che un anziano passeggero del veicolo in transito con il verde ha riportato lesioni. Le immagini provenienti dalle telecamere presenti sul luogo hanno permesso però agli agenti di ricostruire fedelmente la dinamica di quanto è accaduto. E dunque è stato rintracciato il conducente dell'auto pirata, una Seat Ibiza, che anziché prestare soccorso si era dileguato e ha così aggravato la sua posizione. Gallarate. Questa mattina è stata presentata la nuova giunta del riconfermato sindaco di centrodestra Andrea Cassani. Il suo vice è Rocco Longobardi, al quale è stata affidata la delega al commercio. Questi gli altri componenti della giunta: Claudia Mazzetti, che ha sport, cultura e istruzione, Francesca Caruso, sicurezza e marketing territoriale, Chiara Allai, welfare, Stefania Picchetti, servizi ai cittadini, Sandro Rec, urbanistica e Corrado Canziani, finanze. Sentiamo le parole del sindaco dopo la presentazione della sua squadra. Immagini dell'agenzia Blitz. Andrea Cassani, riconfermato sindaco di Gallarate, oggi è stata presentata la giunta a 2 settimane e mezzo dal voto e sono state confermate quelle che erano state gli annunci, cioè una giunta basata soprattutto su gente votata dagli elettori. Sì, questo credo che sia una vera giunta del popolo, nel senso che tutte le persone che ho nominato sono persone che sono candidate, quindi ci hanno messo la faccia e hanno preso anche tanti voti, perché sono quasi tutte le persone più votate delle rispettive liste, quindi credo che il compito di trovarle non sia stato difficile. Sono contento che i partiti abbiano preso queste decisioni anche in base alla meritocrazia, quindi è una giunta di persone che mi ha sostenuto, che si è spesa per sostenermi, e quindi sono certo che faremo bene per 5 anni. Quindi con che piglio si parte per questo nuovo mandato? Che ci sono anche diversi volti nuovi, ci sono persone che erano già state in giunta e avevano già ricoperto dei ruoli importanti. Con questa nuova squadra qual è adesso l'obiettivo? Ma devo dire che il fatto di uscire a 5 anni di amministrazione ci avvantaggia tutti. Eravamo tutti nuovi 5 anni fa, adesso metà della giunta è gente esperta che insomma ha già lavorato e bene per 5 anni, quindi sicuramente i nuovi saranno agevolati dal fatto che io con gli altri assessori che erano con me in passato gli daremo una mano per integrarsi e quindi procedere speditamente e portare a casa tutti i punti del programma elettorale. Grazie. Varese. Alla stazione di Piazzale Trieste, quella di RFI, ci sono 3 ascensori che conducono i passeggeri direttamente ai binari e questa mattina 2 di questi non erano in funzione perché guasti. In realtà sono fuori uso da alcuni giorni, quindi sono inevitabili i disagi, in particolare per le persone con disabilità che devono accedere ai treni.
regolarmente funzionante l'ascensore centrale. Gli addetti all'assistenza e al controllo di Trenord hanno subito avvisato del problema i tecnici per la riparazione, ma spiegano anche che nel frattempo per andare dal binario 2 al binario 5 non c'è la possibilità di farlo col montacarichi, si può solo con le scale. Infine i dati forniti dalla Regione Lombardia poco fa sul Covid-19. Sono 383 i nuovi positivi di oggi a fronte di 127.960 tamponi eseguiti. L'indice di positività scende allo 0,2% in Lombardia. Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive e anche negli altri reparti ospedalieri. In provincia di Varese si contano 40 nuovi casi. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione delle 13 di domani del notiziario di Prealpina.it.